l'occasione. Vi anticipo brevemente anche qual è l'oggetto, anche se sicuramente avete già ricevuto un insieme di informazioni che vi hanno coinvolto qui oggi. L'iniziativa che Calcio Padova, in collaborazione con Famila, attraverso il presidente del gruppo Famila dell'amico Cestaro e attraverso il general manager con definizione internazionale vista l'internazionalità dell'azienda, il birrificio Antoniani, Bravo, San Vecchiato, hanno deciso assieme a Calcio Padova di sostenere un'iniziativa che ha la finalità di promuovere, in occasione della data dell'8 marzo, occasione in cui Calcio Padova giocherà in casa contro Roma, abbiamo deciso assieme di promuovere un'iniziativa che per la prima volta in Italia avrà seguito e avrà, speriamo, anche la ridondanza corretta. In buona sostanza cosa è successo? Nell'ultimo periodo abbiamo deciso, anche grazie alla collaborazione di una persona che sta facendo lo stage all'interno di Calcio Padova, che ha potuto inserire anche all'interno dei suoi tesi questa iniziativa specifica, che ne sa usato, che ha seguito poi un master anche sullo sport a Rimini e di conseguenza insomma è una persona molto attiva anche attraverso la comunicazione dello sport. Abbiamo deciso come ufficio marketing, in accordo con la società, di poter destinare, quindi in questo senso ringrazio gli sponsor, lo spazio che è previsto per gli sponsor a una onlus femminile di Padova. La onlus è il Centro Veneto Progetti Donna ed è assolutamente la prima volta che per l'occasione specifica una squadra di Serie B destina questo spazio importante, che è uno spazio da un lato commerciale, ma che rappresenta un valore in sé, che è quello della maglia del Calcio Padova, e che allo stesso tempo va destinato a un'iniziativa che di commerciale non ha nulla, ma un'iniziativa puramente sociale e che attraverso tutte le istanze che vengono promosse e gli eventi che vengono organizzati ha come obiettivo la difesa, la tutela e la promozione delle politiche femminili e in particolare la lotta alla violenza contro le donne. Detto giusto? Il contrasto alla violenza contro le donne. In questo senso alla fine sveleremo un po' che cosa è successo. Tra le altre cose l'8 marzo ci rappresenta anche un'occasione in più per cercare di dire alle nostre tifose: avvicinatevi al Calcio Padova, venite allo stadio, venite a trovarci, e la società ha dato la disponibilità di poter consentire l'ingresso alle donne non abbonate, quindi chi acquisterà il biglietto, al costo simbolico di €1. Quindi anche in questo caso le donne potranno entrare con €1 allo stadio. Abbiamo deciso anche di immaginare l'8 marzo come una data a questo punto in qualche modo commerciale, estendendo e ampliando la scontistica sul nostro merchandising, aggiungendo un +8% per le donne che acquisteranno un prodotto Calcio Padova, e ci auguriamo che possano essere tante in questo senso. Prima di passare la parola in ordine al sindaco, all'assessore Zampieri, che ringrazio, al presidente di Calcio Padova, alla presidente della onlus Centro Veneto Progetti Donna, Cristina Bastianello, e in chiusura anche all'amico Sandro Vecchiato, vorrei appunto confermare che noi vi aspettiamo sempre allo stadio, siamo felici e entusiasti di sostenere il nostro Calcio Padova. Prego, Ivo Rossi. Allora, buongiorno, ringrazio il Presidente per aver assunto questa iniziativa assieme al Centro Donna, antiviolenza, si chiamava ancora Centro Donna, perché io sono abituato con la vecchia edizione, ma insomma vedete sapere esattamente nella nuova formulazione. Guardate, stiamo parlando di un settore importante come quello dello sport, in questo caso del calcio. Non mi nascondo che ne parlavo con il Presidente pochi minuti fa anche della grande preoccupazione che abbiamo, credo, entrambi per la situazione della squadra e che ha bisogno anche di una sorta di riscatto, anche uno scatto d'orgoglio. L'occasione dell'8 marzo con questa sostituzione dello sponsor dice che la società ha voglia di comunicare non soltanto il valore dello sport, ma anche assume una responsabilità sociale nei confronti di un problema molto serio, molto grave, come quello della violenza nei confronti delle donne. Ecco, mi piacerebbe, ma faccio molto breve perché devo prendere su in giunta, che questo atteggiamento così positivo della società verso questa assunzione di impegno nei confronti della nostra società civile in questo caso, e corrispondesse anche, lo dico da tifoso, un uguale impegno non soltanto per l'8 marzo
e se questo c'è, di sicuro andranno bene tutte e due le dimensioni, sia quella dell'impegno verso contro la violenza e anche verso diciamo, la città e la sua difesa. Mi fermo qua, quindi lascio, non so se non faccio io il presidente, così lo ascolto e dopo mi scuserete, ma devo essere scappati. Buongiorno a tutti, sottoscrivo il punto parola per parola rimasto poc'anzi detto dal sindaco. Trovo che questa iniziativa è la prima volta che viene applicata a un campionato di professionisti sia veramente molto interessante. Sono convinto che creerà un precedente che sarà copiato diciamo sempre in maggior forma in futuro. Quindi ringrazio anche pubblicamente Noventa che è vulcano e che è stato promotore insieme all'associazione di questa iniziativa con Ricchiato e il gruppo Famina, che si sono resi disponibili a togliere dalle maglie i loro loghi, quindi togliere la loro presenza per dare risalto a questa iniziativa con tutto quanto di sociale supporta e che lo supporto deve avere. Grazie. Passiamo la parola alla Presidente Cristina Bastianelli. No, io scuso, ho aggiunta soltanto che il gruppo di leoni vanno governati, quindi è come gli uffici che scendono in campo. Siamo un minuto. No, finisce lei, io ascolto lei, perché sennò non voglio essere cortese nei confronti di Cristina, perché non è un problema. Io un minuto per dire insomma, che ringrazio molto della sensibilità mostrata dal Calcio Padova. Appunto è la prima volta che una squadra di calcio si presta diciamo così, a sostenere i valori con la loro sensibilità sono i valori di cosa significa in una società contrastare la violenza alle donne. E noi abbiamo messo nel 2013 abbiamo assistito a 720 donne a Padova, si sono rivolte al nostro sportello per problemi di violenza, quindi voi capite il fenomeno, cosa significa il fenomeno, e quindi dare un esatto, dare una pubblicità, dire stop alla violenza da parte di una squadra di calcio di professionisti, credo, come diceva il sindaco prima, mette insieme i valori dello sport, no? E mette insieme i valori della società civile, che credo che sia la pacificazione tra i generi, insomma, quindi ringrazio molto di questa opportunità. Noi naturalmente siamo anche tifosi del Padova, per cui sono speriamo ad aiutare, insomma, a dare questo scatto di orgoglio per la squadra. Grazie. Grazie Cristina. Lascio la parola a una delle persone che ha reso possibile anche questa iniziativa, oltre alla società del Calcio Padova. Ovviamente se non ci fosse stata la disponibilità concreta degli sponsor che invece hanno accolto con entusiasmo immediatamente questa proposta, questa iniziativa non sarebbe stata possibile. Sandro Ricchiato. Grazie a tutti voi, ma soprattutto grazie alla società Calcio Padova che ha dato la possibilità a noi sponsor, a noi primi che crediamo nei valori, a noi primi che crediamo in questa società, in questa squadra, di poter dare un segnale anche diverso, cioè quello della solidarietà. Sono dei valori imprescindibili che la nostra gente, che la nostra città non ha mai scordato. E anche nei momenti di difficoltà come questo non vogliamo assolutamente lasciare. Ecco, mi dispiace soltanto una cosa, che non ci sia il nostro dottor Cestaro, il quale sono sicuro che avrebbe avuto anche lui grande piacere di dirvi qualcosa di più oltre alle mie parole, ma sto interpretando il suo sentimento. Grazie. Saluto Marcello, dobbiamo Adesso, allora, prima di concludere, vorrei farvi vedere qual è il risultato. Allora chiedo al sindaco e anche a Sandro Ricciardo di potervi svelare questa maglia, così come apparirà, magari Cristina si viene da questa parte, come apparirà adesso di qua, prego.
come apparirà la maglia. Per questa occasione sarà un'occasione unica, tra l'altro destineremo anche alcune maglie da gioco in beneficenza attraverso l'associazione, che sarà libera appunto di poi destinare il ricavato a iniziative destinate. Questo è un modo per dire comunque che non solo non siamo morti, ma come padovanità siamo assolutamente vivissimi, e siccome le idee vengono ai vivi, noi continuiamo a pensare e di conseguenza andiamo avanti a sostenere il nostro Padova in tutti i modi possibili, con la convinzione che insomma risorgeremo sempre comunque. E adesso tocca a quelli che scendono in campo. E adesso tocca ai nostri giocatori che sosteniamo fino alla fine, assolutamente. Bene. Hanno portato, non so se avete visto, le due maglie, una a Pasquale e l'altra a Rocchi, augurandosi che domenica siano quelle che vanno in gol. Grazie. Grazie a tutti. Grazie.